un po' tutti tendiamo a dimenticare il Covid e a tornare a fare grandi viaggi, ecco. E allora come si può aumentare la competitività delle spiagge venete? Qui ci sono 3 indicazioni fondamentali. La prima è far sentire il cliente, il turista nordico del centro e nord Europa come se fosse a casa, cioè dare nelle spiagge venete quello che lui già trova in termini di qualità dei servizi, qualità delle abitazioni, qualità del vivere a casa sua. La seconda questione è infrastrutture. Da un lato uno vuole l'ambiente, andare a piedi, in bicicletta, però intanto vuole arrivare vicino, cioè vuole arrivarci comodo, mettere la macchina giù e dopo riprendere la macchina solo quando riparte. Ecco, su questo siamo indietro, non c'è niente da fare, c'è un arretrato veneto rispetto alle spiagge emiliane che riduce la competitività. Terzo fattore è un sistema di offerta completo. Cosa si intende un sistema di offerta completo? Che io non vado a pilastri uno a uno, la ristorazione, il dormire, il tempo libero, ma trovo tutto completamente nello stesso blocco e lo trovo, questo è l'altro punto, non comune per comune, ma in un'area vasta. Bisognerebbe riuscire a combinare l'offerta turistica come quando io vado su Amazon, come quando io vado su un sito su Ryanair in cui trovo il treno, ma trovo anche la macchina, trovo l'hotel, eccetera, eccetera. Provare a ragionare in tema di sistema di offerta è la sfida dei prossimi anni.